Ok carissimi, buongiorno, benvenuti nella grazia e nella pace del nostro Signore Gesù Cristo. E stamattina vorrei cominciare il nostro culto raccontandovi una cosa che ho chiesto al Signore questa mattina. Circa tutte le mattine io mi sveglio verso le 6:30, no? E la prima cosa che cerco di fare, ancora un po' assonnato, è quella di pregare, no? La prima cosa che faccio veramente è pregare. E ogni tanto il Signore mi parla in un modo molto semplice, molto diretto, no? E stamattina una domanda che io ho fatto al Signore è stata questa: Signore, qual è l'attitudine più pericolosa per la spiritualità di un figlio di Dio? E il Signore mi ha detto: non è la persecuzione, perché oggi noi viviamo in un paese dove non c'è persecuzione cristiani, abbiamo tutta la libertà di predicare il Vangelo, ma è la freddezza, ossia il nostro cuore deve essere un cuore caldo per le cose di Dio, caldo per le cose di Dio. Il pericolo della Chiesa contemporanea è proprio quello di piano piano una Chiesa che si sta raffreddando. Dio sta mandando dei segnali alla nostra cristianità moderna. E io vorrei leggere un testo insieme a voi che ci dimostra come si vince questa freddezza, questa tiepidezza. Se tu hai la parola di Dio, ti invito ad aprire nel libro di Atti degli Apostoli al capitolo 4. Non trascurare di portare la parola di Dio nella Chiesa, non trascurare di portare la tua Bibbia cartacea, perché questa è la nostra spada, non può mai mancare. Come fa un soldato ad andare in battaglia senza spada? No? È già un soldato morto. Quindi Atti degli Apostoli al capitolo 4 e noi leggeremo dal versetto 26, se riesco a mettere gli occhiali. Atti 4 dal versetto 29, e dice così: adesso, Signore, considera le loro minacce. Gli apostoli stavano vivendo un momento di persecuzione ed erano stati minacciati, erano stati picchiati, erano stati imprigionati. E dice così: considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del santo servitore Gesù. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Quando è l'ultima volta che hai annunciato la parola di Dio in questo modo? Con franchezza, con entusiasmo, con gioia, con trasporto nella parola di Dio, no? Lo Spirito Santo è lì che aspetta di usare la tua vita perché tu sia uno canale di benedizione per le persone vicino a te. Allora, in questo momento io vorrei pregare. Ovviamente il Signore non so se farà la stessa cosa che ha fatto con gli Apostoli, che farà tremare le fondamenta di questo edificio, non lo so, però sicuramente vorrei che il cuore, le fondamenta del tuo cuore potessero tremare questa mattina, che potessero essere un po' scosse. Ti invito ad alzarti in piedi e a pensare che il Signore è qua in mezzo a noi, ok? Lui usa la sua Chiesa come uno strumento per proclamare la sua grazia. Lui non sopporta di stare in seconda posizione nel nostro cuore, Lui vuole la prima posizione perché Lui è il Signore, ok? E Lui vuole che questo Spirito Santo che Lui ci ha dato non si spenga dentro di noi, non diventi una cosa fragile il nostro rapporto con Dio. Lui vuole che il nostro cuore sia un cuore caldo e un cuore che possa proclamare la grazia di Dio con tutto noi stessi, ok? Io ti invito a pensare che il Signore Gesù sta camminando in mezzo alle file della nostra comunità, ok? E sta dicendo: figlio mio, figlia mia, com'è il tuo cuore? Il tuo cuore sta profumando? Che cosa stai cercando durante tutta la tua giornata? Che cosa stai pensando di me? Cosa stai pensando di proclamare e espandere il mio regno? Sei concentrato sulla tua vita, sulle tue necessità, o sei concentrato sulle esigenze del regno di Dio? È questo che io voglio pregare questa mattina. Ti invito proprio a chiudere i tuoi occhi in questo momento, ok? E a pregare che il Signore possa
veramente riempire il nostro cuore, di fare scuotere le fondamenta del nostro cuore. Nostro Dio, nostro Padre, io ti invito, Signore, a entrare nella nostra comunità, nella nostra sala di culto, ma soprattutto nella sala di culto più profonda, che è il nostro cuore, è là dove noi ti adoriamo, là dove noi ti innalziamo, là dove noi, Signore, abbiamo una vera e propria comunione con te. Nella nostra anima, Signore, noi ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù che questa mattina il nostro cuore tremi, Signore, sia riempito del tuo Spirito e che possa, Signore, fare la differenza lì dove noi siamo, Signore, lì dove noi siamo in piedi, lì dove noi siamo nella nostra casa, lì dove noi siamo nel nostro posto di lavoro, lì nella nostra scuola, un qualsiasi posto dove noi siamo, Signore, riempici del tuo Spirito e dacci la capacità di essere dei combattenti, perché la tua parola dice: maledetto l'uomo che fa l'opera di Dio fiacamente. Signore, noi siamo uomini forti perché crediamo in te, siamo donne forti perché crediamo in te, siamo una chiesa forte perché crediamo in te. Adesso, Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù che questa fede che noi abbiamo in te diventi una fede effettiva, che possa diventare pratica di vita cristiana, perché c'è molto, Signore, nella tua presenza che noi dobbiamo gustare. Tu ci vieni incontro con benedizioni eccellenti ed è per questo motivo, Signore, che noi vogliamo venire incontro a te, vogliamo lasciare le nostre vite nelle tue mani per essere strumenti della tua grazia. Ti chiedo tutto questo, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Sei pronto per adorare il Signore? Amen. Prima però di adorare io vorrei che tu potessi lasciare il tuo posto e salutare il tuo fratello che è lì vicino a te, ok? Dai un abbraccio, una parola di benedizione, un benvenuto nel nome del Signore. Venite alle sue porte con inni e celebrando il Signore con grazie e ringraziamenti. Noi vogliamo ringraziarti, Signore, per la settimana che il Signore ci ha dato, per tutto ciò che il Signore ha fatto e tutto ciò che il Signore è nelle nostre vite. Se spero nel Signore, se confido nel Signore, forte! Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amore, fedele sei Signore,
Lui è eterno, Lui è presente, Lui è nel controllo. È il nostro Dio meraviglioso, è il nostro Dio che prende cura di noi mentre noi ancora dormiamo. Ed è questo il momento che tu hai, insieme alla comunità dei santi, per ringraziare il suo nome e dire: Signore, io sono qui, usa la mia vita, fai una trasformazione nella mia famiglia, custodisci, Signore, la mia vita, Padre. Celebra il nome del Signore questa mattina. Non temerò, io credo in te, dubbi non ho visto che in te io ho la forza per tutti i miei giorni. Cantiamo insieme. Ho posto la mia fede in te, sono più forte se sei con me. In te io ho la forza per tutti i miei giorni. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Credo in te, Gesù. Tu credi? Credo in te, Gesù, con il tuo amore mi attingi, dimostra il tuo potere qui. Spirito, vieni su di noi per tutti i miei giorni. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Dio di promessa sei, Dio di abbondanza sei, tu ti sorprendi tu con il tuo potere forte, tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Dio di promessa sei, Dio di abbondanza sei, tu ti sorprendi tu con il tuo potere forte, tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Passeremo
è quello che Lui è, il nostro Dio che è con noi, Dio Emanuele, Dio presente in mezzo a noi, Dio di promesse, Dio che quello che dice Lui compie. E noi sappiamo che tutto coopera per il bene di quelli che amano al Signore. È la mia vita, Signore. Io non sono degno, Padre, di essere qui davanti a Te, ma la Tua misericordia che si rinnova ogni mattina, Padre, mi dà questa opportunità. Noi non sappiamo, Signore, io non so quello che passa nelle vite, Signore, di queste persone qua da questa mattina, Padre, ma Tu conosci ognuno di loro. Conosce le problematiche, Signore, conosce le sue vittorie, le sue lotte, Signore. E noi oggi siamo qui insieme, Padre, a celebrare il Tuo nome, perché ci fidiamo in Te, Signore, confidiamo in Te, Signore, perché grande, grande Tu sei per noi, grande Tu sei per me, Signore, grande è la Tua fedeltà per noi, Padre. Dio di Abramo, Tu sei Dio che compirà e ogni patto manterrà. Cantiamo insieme. Più volte ancora Tu lo dimostrerai, quel che dici Tu farai. Nonostante le mie difficoltà, fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in Te. Grande, grande è la Tua fedeltà per me. Alleluia. Grande è la Tua fedeltà per me. Anche quando il sole tramonterà, io Ti adorerò. Grande è la Tua fedeltà per me. Alleluia. Il mondo passerà, ma la Tua parola ferma rimarrà. La Tua storia testimonierà che Tu sei verità. Nonostante le mie difficoltà, fermo resterò ed imparerà questo cuore a confidare in Te. Grande è la Tua fedeltà per me. Tu sei grande, Signore. Grande è
sole tramonterà, io adorerò. Grande è la tua fedeltà per me. Alleluia, tuo nome, Gesù. Usaci, Signore, come la tua volontà. Parla alla tua Chiesa, Signore, e facci, Signore, diventare una cosa sola, Padre, in te, Gesù, perché noi abbiamo bisogno di essere guidati da te, noi abbiamo bisogno di essere moldati da te, noi abbiamo bisogno, Signore, di manifestare la tua grazia e il tuo amore, Signore, come Chiesa chiamata fuori di queste porte, Signore, a trasmettere la tua parola, a trasmettere la tua luce, Signore, a trasmettere la tua vita, Signore, per quelle persone che non conoscono te, Signore. Riempici, Signore, trasformaci, Signore. Usaci, Signore. Spirito Santo, intercedi per noi e rivela il volere di Dio. Con sospiri ineffabili trabocca in noi. Siamo vaso, mano al vasaio. Vogliamo sentire la tua presenza, il tuo amore testimoniare. Versa su di noi la tua unzione per sempre nella casa del Padre abiteremo. Vieni, abbracciaci, legaci in un solo corpo. Spirito Santo, intercedi per noi e rivela il volere di Dio. Con sospiri ineffabili trabocca in noi. Siamo un vaso in mano ad vasaio. Vogliamo sentire la tua presenza, il tuo amore testimoniare. Versa su di noi la tua unzione per sempre nella casa del Padre abiteremo. Vieni, abbracciaci, legaci in un solo corpo, lavaci, trasformaci, portaci alla vera adorazione. Insieme, vieni, abbracciaci, legaci in un solo corpo, lavaci, trasformaci, portaci alla vera adorazione. Tu non stai sentendo, ah Signore, io non sento il tuo abbraccio, Padre, e io ti invito a dare le mani al tuo fratello di fianco e cercare di essere uno
in Cristo. E noi cantiamo insieme. Vieni, abbracciaci, legaci in un solo corpo. Un pochino più forte. Celebriamo il Signore. Vieni, abbracciaci. Adesso sapete già. Chi non sa adesso ha imparato. Vieni, abbracciaci, legaci in un solo corpo, lavaci, trasformaci, portaci alla vera adorazione. Alleluia, teu nome, Senhor. Portaci alla vera adorazione, oh Padre. Portaci, Senhor, alla tua presença, Senhor, al tuo volere. Portaci, Senhor, alla tua parola, Senhor. Noi vogliamo essere amici tuoi, oh Padre. Noi vogliamo essere vicino a te, Senhor. Ma vogliamo essere anche chiesa, oh Padre. Noi vogliamo essere corpo. Vogliamo essere tutto questo, Signore, nel tuo nome. Lodiamo il tuo nome, Signore. Usa, Signore, pastore, questa mattina. Tuo Spirito Santo possa parlare veramente ai nostri cuori, oh Padre. Che possiamo essere trasformati dal tuo amore, Signore, dal tuo Spirito, Signore, delle tue misericordie questa mattina. In nome di Gesù noi celebriamo il tuo nome, ti adoriamo, Signore. Amen e amen. Potete sedervi. Interessante questa ultima canzone che il gruppo ha cantato, no? Portaci a essere un vero corpo, un solo corpo. Io non sapevo neanche che canzoni loro avevano scelto, perché proprio stamattina noi parleremo di questa chiesa. Voi sapete che stiamo studiando la chiesa di Efeso, che era una chiesa fragile in questo senso, no? Era una chiesa che viveva un momento difficile perché i non ebrei non si sentivano parte della comunità e c'era questo punto di rottura tra i giudei e i pagani che rendevano questa chiesa una chiesa debole in qualche modo, no? E quindi che veramente il Signore possa aiutarci attraverso questo testo a essere un solo corpo. In Cristo siamo un solo corpo. Dice così il testo che studieremo stamattina, Efesini 3, da 1 a 7, dice: per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi. Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendo potete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi del medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, io in questo momento ti chiedo che lo Spirito Santo possa interpretare, Signore, la parola alla necessità di ciascuno di noi.
Signore, tu sai che cosa serve al tuo popolo, tu sai, Signore, qual è la necessità di ogni singola pecora, di ogni singola anima che c'è qua dentro. Perciò, Signore, ti prego di toccare quei punti veramente delicati, profondi, che saranno il momento, Signore, di cambiare e di fare una vera rivoluzione nella nostra vita e nella nostra anima. Grazie, Padre, per tutti quelli che sono presenti qui questa mattina. Io ti prego di benedire il tuo popolo con la tua presenza nel nome di Cristo Gesù. Amen. Non dobbiamo mai dimenticare che l'Apostolo Paolo, quando ha scritto questa lettera, era in carcere a Roma. E questo carcere è stato per lui un motivo più di benedizione che non di problemi, non di ostacoli per la sua evangelizzazione del popolo di Dio che c'era a Roma. Ed è interessante come comincia questo testo del capitolo 3, dice: io Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri. E poi sembra che interrompa il discorso in quel momento, ma quel discorso viene ripreso nel versetto 13 quando dice: vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Allora state attenti a che cosa sta dicendo il Signore attraverso questa lettera di Paolo agli Efesini. La Chiesa era una Chiesa che è nata per mano di Paolo. Paolo è stato il fondatore di questa Chiesa. Paolo è quello che ha cresciuto i credenti di Efeso attraverso la sua testimonianza. Lui è stato là più di 2 anni e mezzo e facendo così lui ha portato la parola di Dio, ha fatto crescere dei discepoli, ha portato la conoscenza che lui aveva di Dio a quelle persone che poco prima erano pagane, ma non solo i pagani, ma anche i giudei che erano là, che credevano nell'Antico Testamento, credevano nella legge di Mosè, ma che ancora non avevano conosciuto la salvezza in Cristo Gesù. Allora questa situazione, che Paolo è stato veramente il padre della comunità di Efeso, a un certo punto noi vediamo che nella sua storia lui è stato portato in questa prigione, in questo carcere romano. Paolo non era una persona qualsiasi. Paolo era una persona che quando predicava la parola di Dio le persone si convertivano. Paolo, quando lui metteva le mani sul malato, i malati guarivano. Paolo, quando sgridava un demone, i demoni uscivano da quella persona. Era un apostolo di potere, era un apostolo che dimostrava che quello che lui diceva era reale nella sua vita. Ma a un certo punto nella sua vita succede questa cosa, che lui viene portato in carcere. E voi potete immaginare questa chiesa che era appena nata, la chiesa di Efeso, una chiesa giovane che ancora non aveva conosciuto la potenza di Dio attraverso di loro. Loro vedono il loro leader, il loro padre spirituale andare in carcere, cominciavano a scoraggiarsi dicendo: se il migliore è stato impedito di predicare la parola di Dio, che cosa può succedere a noi? Cosa può succedere a dei credenti semplici, appena convertiti e appena entrati nel regno del Signore? Ma la parola di Dio dice, Paolo dice al versetto 13: vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Se tu vai nella lettera ai Filippesi è molto interessante quello che dice Paolo della sua prigionia. Dice: io sono qua e sto evangelizzando la guardia pretoriana, che erano i figli delle famiglie nobili della famiglia di Roma, e queste evangelizzazioni che lui stava facendo stava penetrando nella società romana ai più alti livelli. Addirittura nella lettera ai Filippesi, chiudendo la lettera, dice: salutatemi quelli della casa di Cesare che io sto evangelizzando. Ossia lui stava facendo entrare il Vangelo nella casa di Cesare, nella casa dell'imperatore. Molto interessante quello che succedeva, e per questo lui dice: io sono prigioniero per Cristo, non sono un prigioniero di Cesare, non sono un prigioniero dell'impero romano, sono prigioniero di Cristo, perché la parola di Dio non è incatenata nella mia vita, la parola di Dio è predicata alle persone che sono attorno a me, e questa prigionia che è attorno a me sta diventando un motivo di espansione del Vangelo più che un impedimento al Vangelo. Cari miei, che cosa vuol dire questo nella nostra vita pratica di tutti i giorni? Com'è facile affrontare le sofferenze della vita, vero? Com'è facile dire al Signore: grazie perché sono qua in un ospedale.
Grazie perché sono qua in una difficoltà. Grazie perché sono in questo posto con una sofferenza che non riesco a risolvere nella mia vita. Sai che Paolo stava esattamente facendo così. Io non sono prigioniero di nessuno perché sono prigioniero di Cristo. E là dove Dio mi ha messo, sia nel carcere, io sto evangelizzando le famiglie ricche di Roma, sto evangelizzando la casa di Cesare, e i fratelli che stanno fuori dal carcere sono stati incoraggiati dalla mia testimonianza e testimoniano ancora più forte che Cristo è il Signore. Tutte le nostre sofferenze sono un catalizzatore dell'espansione del regno di Dio. Pastore, perché io mi trovo in questa situazione? Perché io mi trovo in questa prigione? Perché io mi trovo in questa sofferenza? Perché mi trovo in questa difficoltà? Perché il mondo vuole vedere cristiani che affrontano la sofferenza e le difficoltà in modo diverso dagli altri, e quella sarà un'espansione del Vangelo e non un problema per Dio, perché la parola di Dio non è incatenata. Dobbiamo essere maturi, fratelli, e dire: Signore, se io sono in questa situazione, se sono in questa difficoltà, se ho questa sofferenza nella mia vita, è perché tu vuoi espandere il tuo regno attraverso la mia testimonianza. È così. Amen, Chiesa. È così che funziona. Fratelli, è importante che noi capiamo che la sofferenza è un mezzo che Dio usa per proclamare la sua gloria attraverso la nostra vita. È lì che Dio ti ha messo. Apri la tua bocca per proclamare il regno di Dio. Dico cosa Dio sta facendo attraverso di te. È interessante che Satana sempre viene: se tu sei un cristiano, come mai sei malato? Tu preghi e non guarisci. Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria del regno di Dio. Come mai tu che sei cristiano hai problemi finanziari? Questo problema è per la gloria di Dio, perché tu farai vedere agli altri esattamente che Dio provvederà a te, anche se tu passi per la valle dell'ombra della morte, il Signore sarà con te e tu testimonierai che esiste un Dio vivente nella tua vita. È così che funziona nel regno di Dio. Paolo stava dicendo: io non sono prigioniero di Cesare, io sono prigioniero di Cristo, e qua dove Cristo mi ha messo nelle prigioni, nelle catene, io sto testimoniando il regno di Dio avanza. Adesso facciamo una preghiera difficile. Signore, mandami tanti problemi così io posso testimoniare di te. Tu sei disposto? Pastore, ne ho abbastanza dei miei di problemi. È una preghiera sciocca, chiaramente. Ma il Signore sa perché tu stai passando per quello che stai passando. Il Signore sa perché a volte noi dobbiamo passare per la valle dell'ombra della morte. Lui sa. Perché dobbiamo passare per delle prigionie. Ti sei mai sentito, fratello, sorella, ascoltami bene, ti sei mai sentito come quella persona che è all'angolo, che ha tentato in tutti i modi di risolvere quella situazione, e tu a un certo punto arrivi a dire: non posso fare nulla? Ti è mai capitato? Solo a me, solo ai pastori capita questo? Ok, non posso fare nulla. Ed è interessante che Dio dice: io sono prigioniero di Cristo, è proprio perché sono incatenato che Gesù Cristo scatenerà la sua parola attraverso la mia vita. È così che Dio ti vuole usare, caro mio, perché nella nostra debolezza Dio è forte, Dio dimostra la sua potenza, Dio mostra la sua maestà, Dio dimostra la sua provvidenza. È così che Dio fa nelle nostre vite. Quando c'è debolezza c'è forza. Che bello essere deboli, che bello non avere possibilità, che bello non riuscire a fare quella cosa, perché Dio la farà al posto nostro, Dio la farà attraverso di noi. Pietro cammina sulle acque, Pietro comincia a camminare sulle acque, ma Signore, non si può camminare sulle acque, cammina. Mosè, apri le acque e passa dall'altra parte del Mar Rosso, non si può. Sì, ma metti il tuo bastone e comincia a camminare, fratello, in ogni posto dove tu sei. Il Signore vuole usarti per la sua gloria, non per la tua, per la sua gloria. Puoi dire un amen adesso? Ok? È così che dice il Signore: io non sono prigioniero di nessuno, io sono solo prigioniero di Cristo, il mio cuore è prigioniero della parola di Dio. In qualsiasi posto io posso testimoniare che Cristo è il Signore, e l'Apostolo Paolo aveva dato coraggio a tutti di testimoniare il Vangelo.
La seconda cosa che voglio dirti questa mattina è quella che si trova poco più avanti, nel versetto più avanti, e dice: senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Allora a un certo punto, se tu leggi le lettere dell'Apostolo Paolo, addirittura Pietro, che era una persona molto semplice, non era un teologo, dice: nelle lettere del nostro fratello Paolo ci sono alcune cose difficili da capire. E se tu leggi la lettera ai Romani, se tu leggi la lettera agli Efesini, tu ti rendi conto che veramente a un certo punto Paolo era un teologo talmente cervellotico che tu dici: ma cosa voleva dire questo? Okay? Se tu prendi questo testo così, dici: ma cosa vuole dire questa roba qua? Cosa vuole dire? Allora è interessante che l'Apostolo Paolo aveva una conoscenza del Signore veramente profonda, come dice in questo testo. Voi avete visto la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Lui aveva veramente una conoscenza molto profonda della teologia del Signore Gesù, come il Signore Gesù pensava, cosa il Signore Gesù voleva. Per lui non era una teoria, per lui era un tu per tu quotidiano. Lui sapeva chi era il Signore. Lui ha chiuso la sua vita nell'ultima lettera che lui ha scritto in vita, ha detto: io so in chi ho creduto. Ossia, lui chiaramente diceva: io so chi è il mio Signore. Noi tante volte sentiamo parlare di Cristo ma non sappiamo chi è Cristo. Allora sta attento, ci sono due parole molto interessanti in questo piccolo testo, che sono la parola mistero e la parola rivelazione. Sono due parole che hanno a che fare, sembrano due opposti, no? Una è la parola mistero. Che cos'è un mistero? Qualcosa che non è rivelato, qualcosa di nascosto, qualcosa che è nell'ombra, qualcosa che io voglio in qualche modo scoprire affinché io abbia la rivelazione di quello che c'è dietro il velo. Sai cosa vuol dire la parola rivelazione? Ossia togliere il velo, esattamente è questo. Allora l'Apostolo Paolo era un giudeo di giudei, era un fariseo che conosceva benissimo la legge di Mosè. Quando lui ha conosciuto il Signore, ti ricordi in Atti degli Apostoli a capitolo 9, quando lui ha incontrato il Signore Gesù, lui era veramente il persecutore della Chiesa. Il Signore gli ha detto: da ora in poi tu soffrirai perché tu predicherai la mia parola e tu diventerai un perseguitato invece che un persecutore. Ma sta attento, Paolo apostolo, per conoscere, perché quel mistero di Cristo gli fosse rivelato, dice la parola di Dio nella lettera ai Galati, che lui si è preso e è andato in Arabia per 3 anni a studiare la parola di Dio, a riconsiderare tutto quello che lui sapeva di Dio, e ha cambiato il suo modo di pensare in modo radicale. Perché? Perché tutto quello che conoscevo di Dio era tutto sbagliato, era tutto falso, era una distorsione umana di quello che Dio era. E sapete, fratelli e sorelle, c'è una cosa molto interessante che io sto capendo quando io mi metto a studiare la parola di Dio, che noi abbiamo tante idee sbagliate sul Signore. Noi abbiamo tante idee che fanno parte solo della nostra esperienza umana. Noi proiettiamo l'immagine che noi abbiamo di Dio nella parola di Dio e cerchiamo di fare a Dio quello che a noi piace e quello che noi pensiamo sia giusto. Anche grandi uomini di Dio hanno sbagliato in questo. Ti ricordi che cosa ha fatto Pietro quando Gesù gli ha detto: guarda che io devo andare a Gerusalemme per essere perseguitato, poi mi crocifiggeranno? No, Signore, questo non ti capiterà mai, io non lo permetterò. È idea giusta o sbagliata? Il Signore gli ha detto: vattene via da me, Satana. Pietro aveva un'amicizia profonda con Gesù, ma il suo modo di pensare non era rinnovato, non era maturo, non era radicalmente cambiato attraverso la grazia di Dio. E l'Apostolo Paolo dice: io mi sono sforzato per questi 3 anni e ogni giorno mi sforzo per cambiare il mio modo di pensare, fino a un punto che dice nella lettera ai Filippesi: per me il vivere è Cristo e morire è guadagno. È quello che dice la parola di Dio. Ma perché lui ha fatto così? Perché lui voleva andare dietro al velo e perché Dio gli potesse rivelare il mistero di Cristo. Allora ti faccio la domanda adesso, che è una domanda scomoda: quanto sei disposto a scavare nel regno di Dio perché Cristo possa rivelarsi a te come Lui è?
Quanto sei disposto? Chi prega in questa sala solitamente, ogni giorno? Ok, bene. Chi prega almeno un'ora in questa sala ogni giorno? 1, 2, 3, 4, 5. Questi discepoli che erano andati con Gesù sul monte, ti ricordi quando c'è stato il momento della trasfigurazione? Quando lui ha chiamato Pietro, Giovanni e Giacomo per andare su quella montagna, Gesù si è tolto questa specie di buccia umana, no? E lui si è rivelato a loro in tutto il suo splendore. Loro hanno conosciuto che Gesù era Dio. A un certo punto Pietro, preso da questa meraviglia che stava vivendo, ha detto: Signore, è bene che noi stiamo qua, facciamo 3 tende, ok? Restiamo qua insieme perché è meraviglioso quello che tu ci stai facendo vedere. È benissimo, bello, bella esperienza con Dio. Poi scendono, dopo qualche giorno, dopo qualche tempo, Gesù li invita nel giardino del Getsemani a pregare insieme a lui perché era il momento della crocifissione. Gesù prende proprio questi 3, interessante, quelli che avevano visto Gesù là sulla montagna, ok? Rivelato in tutta la sua bellezza, in tutta la sua santità. Vanno insieme a Gesù, Gesù va un pochino più avanti, Gesù comincia a pregare, torna indietro dopo un po' e li trova addormentati. Ah, Signore, che rivelazione fantastica, restiamo qua insieme a te. Sì, ok. Pregate un'ora insieme a me. E loro? Dio mio, dico, gente, Dio ci fa vedere delle cose incredibili nella nostra vita, nella nostra comunità, ci fa vedere miracoli straordinari, e quando è il momento di stare con Dio, noi quanto sei disposto a stare con Dio perché Lui si riveli a te? Quanto tempo prendi con Dio ogni giorno perché Lui possa farti vedere la sua faccia? Gente, io non riesco a rinunciare a conoscere Dio. Io non posso vivere la fede di qualcun altro. Io non posso vivere la fede del pastore. Io non posso vivere la fede di un diacono. Io non posso vivere la fede di un mio fratello o di mia sorella, di mia mamma, di mio papà, dei miei familiari. Io devo vivere la mia fede. La fede è una cosa personale. Ci sono persone che passano la vita intera aspettando quello che dice il pastore. Dico, gente, ma Dio ci ha dato un rapporto personale con Cristo, e Cristo ogni mattina chiama la sua Chiesa, chiama ciascuno di noi e dice: vieni sposa, parla con me, comunica con me perché io voglio comunicare con te. Cristo ci vuole rivelare il suo amore profondo per ciascuno di noi, ma se noi non spendiamo tempo per stare alla presenza di Dio, noi non riusciremo mai a scoprire chi Dio è nella nostra vita, che cosa Lui può fare attraverso di noi. L'Apostolo Paolo ha detto: il Signore mi ha rivelato chi Lui è. Ti è mai capitato quando tu vai in preghiera? Questa è una cosa che succede molto comunemente. Tu ti metti lì, cominci a chiudere gli occhi, cominci a pregare, a parlare con Dio, e tu parli per un po' di tempo. Poi la tua mente comincia a girare, e cominci a pensare ai problemi della famiglia, cominci a pensare a quello che devi fare sul lavoro, e cominci a pensare a quello che devi fare in chiesa, e cominci a pensare ai tuoi ammalani, e cominci a pensare a un sacco di cose che non hanno niente a che fare con Dio. Dio si sta rivelando a te, tu hai chiesto udienza al Re dei Re, il Signore dei Signori, e dopo 5 minuti la tua mente se ne va da un'altra parte. Posso darti un consiglio? Ascoltami bene. Prendi un'agenda, prendi una matita o una biro, prendi il tuo telefonino se c'è l'applicazione della Bibbia, mettiti alla presenza di Dio e comincia
a parlare con Dio. Dio parlerà con te di ritorno, perché Lui parla attraverso la sua parola. Segnati quello che Lui ti sta dicendo sulla tua agenda, sul tuo quaderno, perché quella è la voce di Dio che sta parlando con te, che vuole rivelare i suoi misteri a ciascuno di noi. Ma non andartene via, perché quello che noi facciamo di solito è che quando la nostra mente comincia ad andare in giro, ce ne alziamo da quella seggiola e ci andiamo in giro anche noi e lasciamo che Dio parli da solo. Stai capendo quello che ti dico? Rimani lì quando la tua mente se ne va in giro. Rimani lì perché il Signore vuole parlarti. Paolo faceva questo ogni giorno. Ha fatto questo per 3 anni all'inizio. Sai perché lui ha scelto questo periodo di 3 anni? Perché i discepoli di Cristo, i primi, lui non è stato uno dei primi, hanno fatto un training di 3 anni con Cristo, camminando e parlando e vivendo quello che Cristo viveva. Perciò ho detto, anch'io devo fare lo stesso training. E a un certo punto lui dice, io sono il minimo di tutti gli apostoli. Noi vedremo questo dopo. Allora la domanda che ti faccio è, sei disposto a rimanere lì, a faccia col tuo Signore, affinché Lui ti riveli che cosa Lui è e chi Lui è nella tua vita? Non lasciare questo tempo prezioso con Dio passi occupandoti di milioni di cose, perché la cosa più importante è occuparsi prima del regno della giustizia di Dio, e tutto il resto il Signore aggiungerà alla tua vita. Questa è la promessa di Dio. Amen, Chiesa? Amen. Terza cosa che voglio dirti questa mattina. Dice così l'altra parte del testo: nelle altre epoche non fu concesso ai figli dell'uomo di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Allora, sta attento, quando lui dice noi, membra con noi, voi siete membra con noi, eredi con noi di un medesimo corpo, con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Qual era il problema della Chiesa di Efeso? La Chiesa di Efeso non era una Chiesa unita, e Paolo insiste per tutta la lettera, passa per tutta la lettera questa attitudine di Paolo, noi e voi e noi, ossia lui cerca attraverso le sue parole di unire questa comunità in un solo corpo. Abbiamo cantato, no? Facci essere un solo corpo. Guarda che cosa dice l'Apostolo Paolo in alcuni versetti che si trovano lì. Dice, in Lui siamo anche stati fatti eredi, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne. Noi e voi siamo la stessa cosa, camminiamo insieme, siamo un solo corpo in Cristo Gesù. Perché l'Apostolo Paolo insiste su questo? Allora, c'è stato un missionario una volta qua in Italia che ha detto una frase che mi ha toccato e preoccupato e ferito allo stesso tempo. Ha detto, in Italia le chiese cristiane sono poche e molto ben divise, molto ben separate. E questa è la grande verità, cari miei. I cristiani non si parlano tra di loro, i cristiani non comunicano tra di loro, i cristiani non guardano a Cristo, i cristiani guardano alle dottrine marginali e usano queste dottrine marginali per separarsi per bene, e ognuno col suo piccolo orto. Sapete perché il cristianesimo qua in Italia non avanza? Esattamente per questo motivo. Sapete perché i 3 più grandi riformatori della storia non si sono uniti, Calvino, Lutero e Zwingli? Sapete perché non si sono uniti? Perché hanno litigato sul significato della cena del Signore. Robe da matti, ok?
Dopo che loro hanno litigato sul significato della cena del Signore, la vecchia Europa, quando c'è stato il cristianesimo, che c'è stata la riforma protestante, dal 40% di cristiani evangelici riformati nella vecchia Europa siamo passati al 20%, la metà nel giro di pochi anni. Perché? Perché i cristiani litigano tra di loro, perché la parola di Dio, cari miei, dice in Giovanni capitolo 17, dall'amore che avrete tra di voi il mondo conoscerà che siete miei discepoli. Allora ti posso fare una domanda: con chi stai litigando? Con chi ce l'hai? Perché noi siamo specialisti nel dividerci. Io preferisco il pastore tale, io preferisco il pastore l'altro, quando sale sul pulpito uno sì, quando sale sull'altro non voglio andarci. Siamo uno in Cristo. Ci dividiamo sui doni spirituali. Perché io non sono piede, perché io non sono mano, allora io non sono parte del corpo. Bugia diabolica. Noi ci dividiamo sulle culture, perché noi abbiamo culture diverse. Le culture sono delle ricchezze. Le culture sono delle ricchezze, gente. La fede ricca di cultura. Io amo, per esempio, ho partecipato una volta a un culto ghanese. Gente, io ho detto, se veramente potessi andrei in quella chiesa, perché loro portano la decima ballando così. Avete visto, qualcuno ha visto questa roba? Loro fanno i funerali portando la bara ballando. Io ho detto, ma che meraviglia, gente. Magari ci fosse questo spirito nelle nostre chiese, no? Dio ama un donatore allegro. Dio ama un donatore allegro. Noi ci dividiamo su tutto, ma il Signore dice siamo un corpo in Cristo. Allora sta attento, cosa vuol dire Paolo quando dice questa cosa? Diverse volte ho detto questo, ma ogni tanto è bene rinfrescarlo. Hai mai visto come è fatta una croce? Una croce sono due linee, una verticale e una orizzontale, ok? Sono due linee che hanno un significato molto profondo. Okay? Perché questa linea verticale è una linea diretta di comunicazione tra il cielo e la terra, tra Dio e noi. Ma c'è una seconda linea di comunicazione che è orizzontale. Okay? La croce ha anche questa linea orizzontale, che è un invito di Dio a tenere una linea di comunicazione tra persone, tra individui che frequentano la stessa comunità. Se tu hai tagliato, ascoltami bene, se tu hai tagliato una linea di comunicazione con qualcuno nella tua comunità, tu stai provocando un cancro spirituale. Perché la croce di Cristo ci obbliga a comunicare gli uni con gli altri, ci obbliga a camminare gli uni con gli altri. Se tu hai tagliato una linea di comunicazione, stai creando un problema nel corpo di Cristo. E Dio ci dice, tu sei parte di me, io sono parte di te. Volendo noi, io e te andremo in cielo insieme, la mia casa sarà a fianco alla tua nell'eternità, io continuerò a predicare, non so se è una buona notizia o meno, ma è così che sarà, cari miei, saremo insieme. Lascia che lo Spirito Santo in questo momento, ascoltami, che sia anche una cosa che è nella tua famiglia, ok? Io non so perché sto dicendo questo, ma so che Dio mi sta spingendo a farlo. Se anche una persona nella tua famiglia tu hai rotto una linea di comunicazione, tu stai creando un problema nel corpo di Cristo. Fai un passo verso quella persona, perché la croce ci obbliga a fare questo. E Cristo ha tenuto questa comunicazione perfino con coloro che lo stavano crocifiggendo. Ti ricordi cosa lui ha detto quando gli stavano piantando i chiodi nelle mani e nei piedi? Lui stava dicendo, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Lui stava cercando una linea di comunicazione, di salvezza con quegli esseri umani, e lo faceva mentre gli facevano male. C'è un grande problema nella società moderna: la sofferenza non è più un articolo contemplato nella vita cristiana. Noi non vogliamo più soffrire nelle relazioni umane e quindi ci dividiamo.
Gli ebrei non volevano andare verso gli efesini non volevano andare verso gli ebrei, ma il Signore dice: io vi ho già fatto uno in Cristo attraverso la croce. Se voi disobbedite alla croce, voi disobbedite a me e non siete miei figli. Mi dispiace, ma questa è la grande realtà. Amen, Chiesa. Fai un passo verso il tuo nemico. Ah, pastore, ma è lei o lui che è la mia nemica? Dio non fa così. Accoglietevi gli uni gli altri come Dio ci ha accolti in Cristo, dice la parola di Dio. Ultima cosa che voglio dirti questa mattina si trova nell'ultimo versetto, là in fondo, in Efesini capitolo 3, di cui dice: di cui io sono diventato servitore, l'Apostolo Paolo parla del Vangelo, secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. Allora sta attento, due parole, e passatemi questo termine, che ossessionano Paolo nella sua esperienza di vita cristiana. Due, che lui ripete praticamente sempre nelle sue lettere, in tutto quello che lui dice, in tutto quello che lui fa, c'è sempre presente queste due parole che sono la parola grazia e la parola potenza. Più della metà delle volte di tutto il Nuovo Testamento, chi usa la parola grazia e la parola potenza è sempre l'Apostolo Paolo. Perché lui usa sempre queste due parole nelle sue lettere? Per un semplice motivo. Perché mentre lui cammina con Cristo, e lui ha camminato tanti anni con Cristo, lui si rende conto sempre più di chi lui è, dell'Apostolo Paolo, chi lui era e che cosa Dio ha fatto attraverso di lui. E questa è una cosa che viene con la maturità. Paolo Apostolo aveva capito come il Cristo agiva e lo lasciava agire nella sua vita. Allora sta attento, nella prima parte della sua esperienza cristiana, 1 Corinzi capitolo 15, una delle prime lettere che lui ha scritto, dice: perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Lui dice: io sono il più piccolo di tutti gli apostoli. Poi un pochino più avanti nella lettera di Efeso agli Efesini dice proprio in capitolo 3 versetto 8: a me dico che sono il minimo fra tutti i santi. Vedete che lui già dopo tanti anni era sceso di livello, non diceva più io sono l'ultimo degli apostoli, ma io sono il minimo di tutti i santi. E più avanti, poco prima di essere martirizzato per Cristo, lui arriva a questa affermazione. Dice: certo è questa affermazione è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, ossia ultimo degli apostoli, ultimo di tutti i santi, il primo dei peccatori. Più lui si abbassava, più lui capiva chi era Dio nella sua vita, più lui sapeva cosa Dio era in grado di fare, più lui viveva la potenza di Dio e sapeva che era salvato per grazia. Sai che c'è una cosa interessante che il popolo di Dio vive nella modernità. Noi non siamo più entusiasmati della potenza di alcune parole usate nel Vangelo, che sono le parole redenzione, sono la parola unzione, sono la parola riconciliazione, sono la parola santificazione, sono la parola glorificazione, sono la parola predestinazione. Tu sai che cosa significano queste parole? Io, fratelli, vi faccio una confessione, io detesto studiare la Bibbia e non capire quello che leggo. Per me è una roba assurda, ok? Tu non ci crederai, ma io ho fatto un vocabolario evangelico, ok? E tutti questi termini lentamente hanno cominciato a entrare a far parte della mia esistenza, della mia camminata cristiana. Quando io capisco che cosa vuol dire la parola redenzione, io veramente, quando dico io voglio diventare un pentecostale, lo voglio diventare veramente saltare di gioia, perché quello che mi comunica Dio quando mi dice che io sono redento è una cosa straordinaria. Sai che cosa vuol dire? Vuol dire rivendicato come diritto di proprietà da Cristo. Ossia, Cristo mi guarda e mi dice: quello lì è mio e lo voglio per la mia gloria. Gente, amen.
Unzione significa io metto il mio spirito sul mio servo, sulla mia serva, in modo che lui sperimenti la pienezza dello Spirito Santo e possa comunicare che c'è un mondo spirituale invisibile che fa la differenza nella società di oggi. Unzione. Riconciliazione. Chissà cosa vuol dire riconciliazione. Nella mente di Dio sai che cos'è? Aprire un dialogo con una persona detestabile, peccatori come noi siamo. La parola di Dio dice in Romani capitolo 5 versetto 10 che mentre eravamo ancora nemici, Lui è morto per noi, aprendo un dialogo con gli esseri umani senza grazia. Me e te. Queste sono verità evangeliche, gente che non ci possono lasciare indifferenti. Sai che Dio vogliamo noi? Noi vogliamo un Dio che risolve i nostri problemi. Siamo sinceri, è vero o no? Vogliamo un Dio che risolva i nostri problemi e quando Dio risolve i nostri problemi allora ci entusiasmiamo, diventiamo persone allegre, gioiose. Interessante che ieri sera, chi era presente nell'incontro delle coppie? Qua, ieri sera, ok. Ieri sera abbiamo studiato un testo che si trova nell'Antico Testamento. Abramo era un vero adoratore, no? E lui ha costruito un sacco di altari durante la sua camminata con Dio. Ma l'altare più interessante che lui ha costruito è stato quando lui stava per sacrificare suo figlio in onore al Signore che gli aveva chiesto: adesso che hai tuo figlio, dopo 25 anni che io te lo prometto, tu prendi quel tuo figlio, lo metti sopra un altare e lo sacrifichi in mio onore. E lui non ha esitato, dice la parola di Dio che si è alzato la mattina presto, ha caricato la legna, è partito con questo asinello, ha caricato suo figlio sopra, per 3 giorni ha camminato un posto che era il Monte Moria, distante 3 giorni di cammino. Okay? E lui è arrivato ai piedi del monte, il Signore gli ha alzato gli occhi e gli ha detto: adesso alza gli occhi perché è quel monte dove tu andrai. E mentre lui saliva sul monte, suo figlio, gente, entriamo nella storia, ok? Ascoltatemi bene, perché è un figlio che parla con un padre e gli dice: padre, io vedo la legna per il sacrificio, ma dov'è il montone, la pecora che sacrificherai? Tu prova a pensare alla voce di suo figlio parlando con suo padre di una cosa del genere. Io penso che lui si è spaccato in due dentro, ma lui risponde una cosa: Dio provvederà. Yahweh Jireh, Dio provvederà al sacrificio. E mentre lui sale su questo monte, lui prepara l'altare e mentre sta sacrificando il figlio, il Signore dice: fermati perché adesso so che tu mi darai tutto. Ma lui ha costruito un altare, ascoltami bene perché questo è il punto importante. Noi costruiamo altari quando Dio ci dà qualcosa. Noi siamo gioiosi e siamo ringrazianti a Dio quando Dio ci dà qualcosa, ma la cosa più difficile, ma più meravigliosa di questa vita è quando Dio ci sta togliendo qualcosa e noi, nonostante tutto, noi adoriamo. Hai capito il principio? Perché Dio non toglie niente senza darti il doppio. Dio ha tolto la salute, ha permesso che togliesse la salute a Giobbe, ma dopo la sua esperienza Dio ha detto che gli ha restituito il doppio. Hai capito come funziona nel regno di Dio? Ringrazia Dio anche quando Dio ci toglie qualcosa. Perché? Perché Lui dopo ci darà il doppio, Lui ci darà felicità. Pietro ha chiesto, Pietro la boccaccia, no? la ciabatta che non riusciva mai a tenere dentro quello che aveva, che era voce di tutti i discepoli. Signore, noi abbiamo lasciato reti, abbiamo lasciato famiglia, abbiamo lasciato tutto per causa tua. Che cosa ne avremo? E lui risponde: quando voi mi comincerete a seguire, voi riceverete 100 volte tanto ed erediterete la vita eterna. La potenza di Dio era attraverso la vita di Paolo, salvato per grazia. Vuoi che la potenza di Dio possa manifestarsi nella tua vita? Ama la grazia di Dio. Ama quello che Dio ha fatto per te.
ama la sua parola, ama stare nella presenza di Dio in preghiera. Pastore, posso vivere lo stesso anche senza pregare, senza leggere? Certo che sì, non è un problema. Adamo ed Eva hanno continuato a vivere biologicamente anche dopo il peccato, hanno vissuto centinaia di anni, ma io non vorrei trovarmi alla fine della mia vita come ha risposto un grande uomo di Dio che si chiamava Giacobbe. Quando Faraone l'ha chiamato alla sua presenza, il Faraone gli ha chiesto: quanti sono gli anni della tua vita? Non so se ti ricordi questo episodio. E Giacobbe ha risposto: gli anni della mia vita sono stati 147, ma gli anni del mio vivere sono stati pochi e molto travagliati. Sai perché? Perché lui era scappato da Dio per tanti anni, aveva preso decisioni senza consultare il suo Signore e la cosa era veramente degenerata. Pastore, cosa posso fare adesso? Semplicemente ti posso dire questo: la parola discepolo deriva dalla parola disciplina. Noi dobbiamo disciplinare il nostro rapporto personale con Dio ogni giorno. Se tu vuoi che Lui si riveli a te, non trascurare il tuo tempo con Dio. Conosci Dio, perché Lui ti accompagnerà in un'esperienza di vita meravigliosa. In qualsiasi posto dove tu andrai, anche nel posto più buio della tua vita, Lui vuole usarti, perché la parola di Dio non è incatenata. Tu forse ti sentirai incatenato, ma il Signore dice: io voglio usarti ovunque tu sia, per la mia gloria, per manifestare che c'è un Dio che salva ancora oggi. Hai capito la parola di Dio stamattina? Possiamo pregare insieme adesso, in questo momento? Invito il gruppo di lode. Signore è qua in mezzo a noi, ok? E quando noi diciamo questo non lo diciamo perché lo sappiamo, lo diciamo perché siamo sicuri di questo. E Lui vuole un rapporto personale con te. Forse in questo momento io sento di dire questo: c'è qualcosa che il Signore ti sta chiedendo da tempo, ma che tu ancora gli stai negando, per paura, per pigrizia, perché non vuoi rompere certi equilibri nella tua famiglia, con i tuoi colleghi di lavoro, con qualcuno. Ma il Signore ti sta chiedendo oggi: tu sei disposto a camminare con me? Camminare con Cristo a volte non è un'esperienza semplice, perché la parola di Dio dice: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 3 cose: se qualcuno vuole, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e poi cominci a camminare con me. Ma quante benedizioni il Signore ci dà quando noi decidiamo questo. Quanta conoscenza, quanta sicurezza, quanta pace noi abbiamo sapendo che il nostro Dio è a fianco a noi. Io vorrei veramente che ciascuno di voi, insieme a me, potesse meditare su questo. Io vorrei pregare, perché se il Signore ha toccato il tuo cuore con qualcosa di questa predica stamattina, è perché Lui ti sta puntando e sei nel suo mirino. Non puoi scappare dalla volontà di Dio. Lui vuole un rapporto con te, profondo, serio, sincero, un dialogo quotidiano con te, perché Dio vuole risparmiarti un sacco di sofferenze. Già la vita è sofferenza, tanta, ma Dio vuole risparmiarti la sofferenza di scelte sbagliate che non comprendono Lui nelle tue scelte. Nostro Dio, nostro Padre, io sono qua nella tua presenza, Signore, ringraziandoti
perché sono sicuro, Signore, che la tua voce è arrivata in fondo al cuore di tante persone qua stamattina. Non è il predicatore, ma è la tua parola. È quello che tu ci hai detto. È quello che è stato registrato 2000 anni fa dall'Apostolo Paolo. Sono prigioniero di Cristo. Io ti chiedo, Signore, che questa preghiera, questa affermazione possa essere l'affermazione di tanti stamattina qua. Sono prigioniero tuo, Signore. Io voglio le tue catene, quelle che incatenano il mio cuore a te. Tutta la Chiesa pregando in questo momento, tieni i tuoi occhi bassi. E se tu hai sentito che la parola di Dio era per te stamattina, io voglio pregare insieme a te e ti invito ad alzarti in piedi dove tu sei, perché voglio pregare insieme a te. Amen. 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 È così che il Signore fa. Lui fa un'opera, ma noi dobbiamo rispondere alla sua opera. E io ringrazio Dio che la tua risposta è stata sì, Signore, io voglio essere prigioniero di Cristo, perché quella è la prigionia che più ci porterà a libertà nella nostra vita. E io voglio pregare per te questa mattina, insieme a te. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico per l'opera profonda che hai fatto nel cuore di tanti fratelli qua stamattina. Grazie, Signore, perché il cuore ancora è malleabile, ancora è plasmabile nella vita di questi fratelli. E io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa plasmarci come l'argilla. Io non so cosa c'è nel futuro dei miei fratelli, neanche nel mio, ma so, Signore, che tu sarai presente e so che tu ci accompagnerai ad ogni passo ed ogni scelta che noi faremo, Signore, che noi possiamo vedere negli occhi Cristo, che non possiamo più fare le cose di testa nostra, perché tu sei il Signore, tu conosci il futuro. Signore, grazie perché questa preghiera, Signore, che noi stiamo facendo sta arrivando al tuo trono e ci porterà, Signore, in posti dove noi mai siamo stati, posti meravigliosi dove potremo vedere dei panorami spirituali, dove tu sei il protagonista. Grazie, Padre, per la tua pazienza con noi, per la tua misericordia, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Tu puoi dare un abbraccio alla persona che si è alzata vicino a te, ok? Se non c'hai qualcuno vicino a te, lascia il tuo posto e abbraccia la persona più vicina. Sì. Ok, carissimi, possiamo starci tutti in piedi in questo momento. Adesso è il momento delle nostre primizie, ok? Come pastori abbiamo proposto alla comunità di fare una cosa in questi 2 fine settimana. Voi sapete, chiaramente, specialmente il popolo brasiliano, i nostri fratelli brasiliani sanno cosa sta succedendo nel sud del Brasile, ok? C'è un disastro totale, sono esondati dei fiumi, case, città intere sono state distrutte, i nostri fratelli hanno anche dei parenti là e come pastori abbiamo proposto alla comunità di fare una raccolta fondi in queste ultime 2 settimane, in queste 2 settimane che vengono, questa e la prossima, per inviare un sostegno, se non, anche se è poca cosa, ma è importante che noi diamo un segnale, no? Ci siamo insieme a voi. I nostri fratelli stanno soffrendo. Io ho visto un filmato di un fratello la settimana scorsa che ha lo zio che abita proprio in quella zona dove c'è stata l'inondazione. Stavano portando via suo zio e sua moglie su una barca
coperti, la loro casa, l'acqua era fino al tetto, una cosa terribile. Sì, io dico, Signore, se capita una cosa così a noi, cosa faremo? Avremo bisogno di persone vicine che ci dicono ci siamo, stiamo facendo qualcosa per voi, non siete soli, no? Perciò c'è quella cassettina lì, ok? Se tu hai in cuore di offrire qualcosa per i nostri fratelli in Brasile, allora questo è il momento, ok? Che il Signore ci benedica. Eterno Dio, sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la porta, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signor, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signor, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signor, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Alleluia, tuo nome, Signore. Padre Santo, noi ti lodiamo, Signore, perché tu sei un Dio grande, tu sei un Dio benevolo, Signore, e ci doni grandi cose. Padre, tu sei sempre vicino a noi nei momenti difficili, possiamo sempre essere sicuri, Signore, che così come Pietro sopra i mari, Signore, quando la barca stava affondando, tu eri lì vicino, Padre, anche se lui non aveva fede. Basta che stendiamo la nostra mano e abbiamo fede, Signore, che tu ci fai vedere, tu ci fai attraversare le nostre difficoltà e i nostri problemi.
Padre, per la tua gloria. Io ti ringrazio per queste offerte, Signore, che sono state portate adesso, Padre, che possano essere destinate in modo, Signore, da aiutare i nostri fratelli che sono laggiù, Signore, in Brasile. Benedici ognuno, Padre, conforta ogni cuore, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Allora, alcuni annunci qua per la nostra comunità, molto importanti. E se possiamo passare le slide. Ok, passiamo avanti per il momento. Ok, questo è uno degli annunci importanti. L'8 giugno alle ore 18 qua nella chiesa ci sarà un evento di adorazione dei nostri giovani, della nostra comunità, più giovani di altre comunità che si ritroveranno insieme proprio per adorare il Signore. Sarà sicuramente un momento bellissimo, un po' di tempo che i nostri giovani sognano di fare questo. Finalmente è arrivato il momento e veramente che il Signore possa essere presente. Se tu anche sei adulto e vuoi partecipare là in fondo però, no? Proprio là negli ultimi posti, per non disturbare i giovani, puoi partecipare sicuramente per adorare il Signore. Ok? Altra cosa qua, sì, il 29 giugno alle ore 19 ci sarà questo cantante gospel italiano, Nico Battaglia, per chi conosce un po' l'ambiente musicale italiano, è un ragazzo che ha una testimonianza fortissima e molto bravo, ha fatto delle bellissime canzoni. Vi invito tutti a partecipare, ingresso libero, che non c'è da pagare il biglietto. Altre cose, avanti. 25 maggio 2024, incontro delle donne, non mi ricordo a che ora è questo, 10:30, 12:30, 10:30, 12:30, perciò tutte le donne della comunità sono invitate a partecipare. Ci sarà anche una lotteria dove si estrarranno tutti quei regali, quei doni, là, quei premi che sono all'ingresso della nostra comunità, che sono parte del lavoro del nostro gruppo Patchwork. Ok? Campeggi, vediamo se ce li passano. Sì, questa è la preghiera di ogni ultimo giovedì del mese, ore 20, qua in sala, preghiera in presenza, organizzata dai giovani ma aperta a tutti. Importante partecipare. Ok? Avanti. Campeggio giovani, ci sono già stati un bel po' di iscrizioni. Giovani che non siete ancora iscritti, iscrivetevi perché i posti saranno diminuendo rapidamente. Mi raccomando, 8-13 luglio, costo totale 150 euro, Caparra 50 euro, a Santa Giustina di Belluno, un posto meraviglioso dove abbiamo già fatto diversi campeggi. Okay? Campeggio Kids Camp, sempre nello stesso posto a Santa Giustina, iscrivete i vostri bambini, parlate con Cecilia oppure con Cecilia. Okay? Questo è per l'iscrizione, 24-29 giugno. Ok, altro? Nient'altro? Ok, questo stiamo vedendo in che data farlo, il nostro incontro domande e risposte con i giovani, anche, vediamo questo mese o al limite l'inizio del mese prossimo quando farlo. Ancora non c'è una data. E ognuno non se ne andò a casa sua, perché adesso, fratelli, ho lasciato questa notizia per ultimo, però non è da ultima, perché purtroppo dovremo fare questa settimana il primo funerale della chiesa di Treviso, Battista di Treviso. È venuta a mancare questa notte la nostra sorella Franca, ok? Per chi la conosce. È un evento molto triste, lei è stata, io quando ho perso mia mamma, tanto per dirvi, qua nel 2010, no? Sono arrivato qua a Treviso, lei è stata una persona, veramente una mamma per me, mi ha abbracciato, mi ha accolto, gli ho detto io voglio che tu sia la mia mamma sostitutiva, ok? Qua a Treviso io voglio te come mamma. Ed è una sorella, fratelli, che ha lasciato un segno profondo in tanti di noi. Voi sapete che lei ha scritto un libro che potete trovare nella nostra libreria e ha mandato tante meditazioni nei gruppi, abbiamo vissuto dei momenti bellissimi con lei. Lei era sempre sorridente, sempre allegra. E io dico che lei era la più giovane di tutti noi, ok? Più giovane veramente, perché chi è un cristiano ha sempre 33 anni e lei veramente dimostrava l'età di Cristo. Giovane nello spirito, ha lasciato
veramente tanti segni dentro di noi che possiamo dire grazie Franca per quello che sei stato. E la cosa interessante, l'ultima, quando stamattina ci siamo sentiti col pastore Caio, io ho detto la Franca, e questo lo dico proprio con conoscenza di causa, ha scelto di andarsene nel giorno del Signore, perché è stato questa notte, la domenica, quando il Signore Gesù è risorto. Quindi questo messaggio veramente che Franca ci ha lasciato è: credete in Cristo, perché Cristo è la via, la verità e la vita. Ok? Vogliamo ricordare Franca con una preghiera, vogliamo prima di tutto anche pregare per i suoi familiari che stanno soffrendo questo lutto, e vi invito tutti ad alzarvi e ringraziare Dio per questa vita preziosa che il Signore ci ha dato per tanti anni, ok? Che il Signore possa accoglierla nella sua gloria, come sicuramente ha già fatto, e che noi andremo da lei non tornerà da noi, lei è nella gioia. Noi siamo qua ancora a combattere. Quando il nostro combattimento sarà finito, noi la rivedremo nella gloria di Dio. Ok? Preghiamo che il Signore benedica questa domenica. Hai ricevuto benedizioni questa domenica? Amen, Chiesa? Sì, voglio una Chiesa un po' più pentecostale, ok? Amen, Chiesa? Ok, va bene così. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per la vita della mia sorella Franca. Grazie Signore per quello che ci hai donato attraverso di lei, per il suo sorriso, per i suoi doni, per la sua capacità, Signore, di trasmetterci quella saggezza che vogliamo avere anche noi. Benedici, Signore, in questo momento la sua famiglia, proteggi, Signore, la vita di Gianni, proteggi, Signore, i suoi figli nel viaggio che faranno per arrivare qua in Italia. E Signore, che questo funerale, Signore, sia una festa dove noi proclameremo che Franca non è morta, ma che è viva nella Tua presenza, perché noi crediamo in un Dio di risurrezione. Signore, grazie per questa Chiesa, Signore, una Chiesa sensibile alla Tua volontà. E adesso, Signore, che noi avremo una settimana davanti a noi di sfide, di gioie, forse anche di sconfitte, ti chiedo una cosa: che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona settimana.